Come sono cambiati i sistemi di allarme negli ultimi 100 anni? Oggi ti racconto la storia dei sistemi di allarme intrusione. Secondo la tradizione romana, furono le oche sacre allevate al Campidoglio a salvare la città dall'assedio gallico nel 390 a.C. Da qui in poi i sistemi di allarme si sono evoluti passando da semplici campanelli azionati da dei fili tesi ai sistemi elettronici evoluti con intelligenza artificiale che conosciamo oggi. Tuttavia, non è mia intenzione partire da così lontano, quindi andiamo con ordine. Ti sei mai chiesto come funzionassero i primi sistemi di allarme? Beh, io me lo sono chiesto un sacco di volte ed ecco perché in questo video ripercorriamo la storia dei sistemi di allarme da rudimentali soluzioni meccaniche ai sistemi smart, evoluti e integrati che conosciamo oggi. Benvenuto nel canale MD Sistemi. Io sono Davide Marcomini e questa è Storie di Sicurezza. La nostra storia di oggi inizia nel XIX secolo e più precisamente nel 1853, quando un inventore di Somerville, vicino a Boston, negli States, di nome Augustus Pope, brevettò il primo sistema di allarme elettromagnetico al mondo. Di Pope si sa molto poco e non ci è dato sapere quanti anni avesse all'epoca del brevetto e nemmeno la data della sua presunta nascita. Probabilmente era un inventore elettromeccanico autodidatta impegnato come nelle migliori storie di inventare cose nel suo garage barra officina. L'unico dato certo è la data del suo brevetto, numero 9802, registrato presso l'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti d'America il 21 giugno 1853, intitolato Improvement in Electromagnetic Alarm, ovvero miglioramento degli allarmi elettromagnetici. Da questo possiamo dedurre che non fu una vera e propria invenzione, ma un miglioramento di qualche cosa di esistente. Sì, perché fino a poco tempo prima, come abbiamo già detto, gli impianti di allarme non erano altro che dei fili azionati manualmente che facevano suonare delle campane, dei campanelli. Parliamoci chiaro, siamo nel 1800, un'epoca in cui tutto doveva essere inventato. Prima di questa invenzione, a parte lo starnazzare delle oche del Campidoglio, la gente si affidava alla fedeltà dei loro cani da guardia o a dei campanelli meccanici per scongiurare il pericolo del furto. Piccola precisazione. L'invenzione di Pope si basava sull'utilizzo dell'energia elettrica in un momento storico in cui questa non era ancora diffusa nelle abitazioni, ma solo nei centri scientifici e tecnici. Ecco perché, come vedremo più tardi, Pope stesso non riuscì a sfruttare personalmente questa invenzione. Pope, tuttavia, con la sua scoperta, cambiò letteralmente il mondo. Ma come funzionava questo rivoluzionario sistema di allarme elettromagnetico? Per quanto oggi possa sembrare rudimentale, il prototipo di Pope si rivelò all'epoca molto efficace contro ladri e scassinatori. Funzionava grazie alla chiusura di un circuito elettrico. Porte e finestre collegate come unità indipendenti da un circuito parallelo normalmente aperto attivavano l'allarme se aperte. Quando una porta o una finestra veniva aperta, il circuito si chiudeva consentendo il passaggio di corrente. Questa corrente faceva vibrare un magnete che a sua volta azionava un martello che colpiva una campana in ottone. Una caratteristica distintiva
dell'invenzione di Pope era che l'allarme non poteva essere disattivato semplicemente richiudendo la porta o la finestra, ma una molla di attivazione montata a parete sopra le porte manteneva il circuito attivo, facendo sì che il campanello continuasse a suonare. Con il senno di poi, già qui possiamo capire quanto fosse fragile e facilmente eludibile questo sistema, poiché si parlava di circuiti normalmente aperti, cosa inconcepibile al giorno d'oggi. Ma come abbiamo detto, si trattava di un primo prototipo. Prima di questo non esisteva nulla di simile. Nonostante sia stato Augustus Pope l'inventore di questo sistema, il padre dell'allarme moderno viene invece considerato un signore di nome Edwin Holmes. Oggi qualcuno direbbe che Pope era un tecnico, ma non sicuramente un bravo commerciale. Holmes invece era un uomo d'affari, nonché fondatore della prima società di impianti di allarme elettrici. Nel 1857, 4 anni dopo che Pope depositò il brevetto, Holmes acquistò i diritti dell'invenzione e con la sua Holmes Electric Protection Company aprì la strada degli allarmi elettromagnetici. Dalla vendita del suo brevetto a Holmes si persero anche tutte le tracce di Pope e di lui non si seppe più nulla. Holmes si dimostrò non solo un ingegnoso imprenditore, ma anche un astuto stratega. Fu tra i primi, infatti, a utilizzare i mezzi pubblicitari, per quanto empirici, per promuovere il suo prodotto. Per vincere il diffuso timore del XIX secolo verso l'energia elettrica, ritenuta spesso pericolosa a quei tempi, pubblicò sui giornali di New York elenchi di clienti prestigiosi disposti a testimoniare la loro fiducia nei confronti dei suoi sistemi di allarme. Quello che oggi potremmo chiamare recensioni. Holmes creò un annuncio pubblicitario minimalista con la foto del suo telegrafo antifurto e il suo nome stampato in modo uniforme. Questa strategia seguiva istintivamente i principi del marketing moderno, trasformando gradualmente l'invenzione di Pope in un marchio distintivo di Holmes. L'imprenditore sfruttò inoltre il fascino e la fiducia che il telegrafo, una tecnologia ancora relativamente nuova, suscitava nella popolazione dell'epoca. Questa fiducia gli permise di capitalizzare non solo sull'adozione dei suoi impianti di allarme, ma anche sui brevetti per l'isolamento dei fili telegrafici. Holmes fece un passo ulteriore, sfruttando il suo brevetto per creare una stazione centrale in cui convergevano i cavi telegrafici dei suoi impianti di allarme. Ben presto prestigiosi gioiellieri come Tiffany e Lord & Taylor divennero clienti di Holmes. Ma il più grande colpo per l'azienda fu opera del figlio Edwin T. Holmes, che ebbe l'idea di utilizzare durante la notte le linee telefoniche inutilizzate dei negozi di Boston per il sistema di allarme. Dopo il successo di questa soluzione, Edwin stabilì un accordo con la compagnia telefonica per ottenere il diritto esclusivo di sfruttare la rete telefonica di New York. Un altro contributo significativo arrivò nel 1867 da Edward A. Callahan, che progettò il primo ticker per la trasmissione delle variazioni di borsa. Successivamente Callahan ebbe l'idea di creare un sistema di allarme
per proteggere le case di un quartiere. Il sistema collegava le abitazioni a una centrale di emergenza, permettendo di identificare rapidamente il luogo di un'intrusione. Ebbene sì, stiamo parlando del 1867 e già si parlava di centrale operativa. Callahan nel 1871 fondò l'American District Telegraph Company, ancora oggi conosciuta come ADT, che divenne un pilastro della sicurezza urbana con sedi a New York, Baltimora e Chicago. Ci fu poi l'avvento dei rivelatori ad infrarossi, degli ultrasuoni, delle microonde, ma di questo parleremo forse in un'altra storia di sicurezza. Il XX secolo portò innovazioni significative come l'integrazione di rivelatori di movimento negli anni 70 e l'introduzione degli impianti di allarme senza fili negli anni 90. Questi sviluppi democratizzarono la tecnologia degli allarmi, rendendola accessibile ad un pubblico sempre più ampio e rivoluzionando la sicurezza degli edifici. Ho dedicato un intero capitolo del mio libro Mai dire antifurto proprio alla nascita degli impianti di allarme intrusione. Se vuoi che ti racconti la storia di un'azienda o di un prodotto in particolare, scrivimi nei commenti. Grazie per avermi seguito fin qui, spero che la storia ti sia piaciuta. Io sono Davide Marcomini e questo era Storie di Sicurezza.